noi concordiamo quelle che sono le finalità della rete ecologica regionale secondo le indicazioni del disegno di legge. Gestione unitaria, promozione di connessioni, approccio sistemico, approccio integrato, risorse, eccetera. Ecco, io dirò alcune nostre considerazioni attorno a questi concetti chiave. Ecco. Il primo, l'importanza delle connessioni. No? Il passaggio è chiaro, dobbiamo passare da aree di tutela come isole a un sistema di governo del territorio. E il passaggio, diciamo, è un passaggio complesso ma importante. Andando sul pratico, noi vediamo ad esempio tra le tante connessioni tra diverse aree protette, parchi, riserve, biotopi, eccetera, siti Natura 2000, noi individuiamo alcuni corridoi che sono strategici per la nostra regione. Beh, innanzitutto i corridoi fluviali, ed in primis il tagliamento, che merita un'attenzione, un approfondimento importante e significativo. È un luogo, è un sistema, no, che tutti ci invidiano. Ma poi un altro corridoio che in qualche modo dovrebbe intrecciare, connettere aree di tutela esistenti lungo il confine orientale, ex zona di guerra, no, della guerra fredda, i luoghi della guerra fredda, è la Green Belt. Riteniamo questo corridoio strategico dal Carso fino a Tarvisio, interseca il parco delle Prealpi Giulie, zone SIG ZPS, una IBA, eccetera, no? Per cui una forte attenzione, no, a questo corridoio, che potrebbe essere parte integrante della rete ecologica regionale, ovvero, e questa è la proposta, ma la mettiamo una proposta aperta, si potrebbe utilizzare per questo corridoio strategico quelle che sono le categorie di classificazione degli UCN, no? Per cui integriamo nella normativa regionale, oltre che a categorie e classificazioni utilizzate dalla legge nazionale, dalla legge europea, direttiva Habitat e Uccelli, anche categorie flessibili, interessanti, che ben si prestano, ad esempio, a questa fascia territoriale, che sono le categorie degli UCN, soprattutto la categoria 5-6, paesaggi protetti, ambienti protetti, dove si sviluppa, dove si può sviluppare, anzi diventa un obiettivo fondativo della categoria, iniziative di sviluppo sostenibile. Poi tra l'altro quest'area si intreccia in chiave transnazionale con il corrispettivo della Slovenia e fa parte di questo Green Belt europeo. Per cui grande attenzione, Assessore, a questo percorso che noi pensiamo possa trovare cittadinanza forte all'interno della rete ecologica regionale. E tra l'altro questo corridoio, questo Green Belt, no? In qualche modo comprende anche la foresta di Tarvisio, che è un'area straordinaria. Dobbiamo dare una destinazione, una vocazione importante alla foresta di Tarvisio. Chiediamo che anche la Regione si faccia parte attiva nei rapporti con lo Stato per individuare una negoziazione che permetta il passaggio della foresta alla Regione, ma a fronte di un progetto importante, non un trasferimento tout court, ma a fronte di un progetto importante. E punto 2, sono solo 5, per cui non preoccupatevi, aree montane con bassa pressione antropica. Diverso è la laguna di Grado e Marano, ad esempio, diverso sono i parchi delle Prealpi Giulie, per 1000 motivi evidenti, ma anche dal punto di vista della pressione antropica. Noi pensiamo che nelle aree montane, tutte le aree protette, per cui parchi, riserve, siti Natura 2000, Green Belt, ecco, devono trovare strutture gestionali che hanno delle expertise maturate nel tempo, cioè che hanno un'organizzazione, che hanno quelle competenze necessarie a gestire queste aree sensibili. Immaginiamo i 2 parchi in rete, che in qualche modo fanno da consulenza e fanno gestione, no? In collaborazione naturalmente con gli enti locali
di tutta la rete delle aree protette nelle aree montane, con un obiettivo triplice: mantenimento della biodiversità, per cui capitale naturale, tutela del paesaggio e promozione del capitale sociale, ovvero promozione di economie sostenibili. E su questo dobbiamo trovarci, capire nel tempo quali economie sono sorte, sono generate, no, dalla presenza delle aree protette, e cosa si può ancora fare di più e meglio nel futuro. Per quanto riguarda le aree protette ad alta pressione antropica, pensiamo alla laguna, è chiaro, siamo in un altro ambiente. Ecco, sempre con la logica delle interconnessioni, noi pensiamo che queste aree sono di una delicatezza estrema, poi qui ci sono molti esperti che possono confermarlo e approfondirlo. Abbiamo molte pressioni legate al cambiamento climatico, abbiamo pressioni di tutte le attività antropiche che contornano la laguna, inquinamento industriale, urbano, flusso di nutrienti, eccetera, per cui sono aree molto delicate. Immaginare un piano di gestione della laguna di Grado di Marano, che presumo, Assessore, vedrà la luce il prossimo anno, no? Indicativamente mi dicevano che vedrà la luce il prossimo anno, senza creare un'interconnessione tra queste aree protette di tutela e il territorio circostante, mi pare un'operazione molto parziale, perché il territorio circostante è un territorio che genera pressioni, per cui bisogna raccordare l'area protetta, la laguna, con il territorio che la circonda, con il territorio contermine, con il bacino scolante. E lì abbiamo anche importanti attivi ancora sorgenti di inquinamento industriale, tra l'altro, no? Ecco, per cui cosa diciamo, cosa chiediamo, cosa vorremmo, qual è un po' un'ipotesi di lavoro? È quello di costruire attorno alla laguna di Grado di Marano un patto d'area su alcune questioni fondamentali, che sono il suolo, l'acqua, la biodiversità e le economie sostenibili. Ecco, per cui questa interconnessione tra aree protette e zone contermini fortemente antropizzate è un terreno molto complesso, anche difficile, anche politicamente scomodo, ma io penso che ci siano le risorse intellettuali, siano le volontà, i tempi, ecco, per poter approcciare in modo interconnesso questi sistemi che altrimenti rischiano di contaminarsi ma senza essere governati. Vado a chiudere. Condivido quello che diceva Musi sulla vigilanza e controllo. No? Basta vedere le operazioni che sono riuscite e le operazioni di bracconaggio in regione, nella zona montana, ma anche nella zona costiera, che invece non sono tracciate dalla stampa e dalle autorità di controllo. Io penso che non sia un bel quadro. Io penso che bisogna fare una riflessione importante attorno a questo tema, ma Assessore, merita un approfondimento anche il tema in senso lato, in senso ampio, di tutti i controlli ambientali, no? Visto che la governance regionale, il sistema di governance regionale è cambiato. Chi fa controlli su che cosa, quali sono o quali potrebbero essere, no, gli enti che in qualche modo intervengono sul territorio, aree protette, aree non protette, eccetera. No? Ma questo mi pare un tema che ha bisogno di un approfondimento ad hoc. Ultima cosa, risorse economiche. È chiaro che le risorse economiche, come diceva anche Franco, possono venire da fonti diverse, un finanziamento regionale stabile, no? Ma anche un cofinanziamento dello Stato. Articolo 9, lo Stato, la Repubblica tutela la natura, per cui tutti i livelli, non solamente i parchi nazionali, per cui a mio modo di vedere, pur in situazioni di economie magre, ma questo è un obiettivo strategico per la nostra Repubblica, tutelare la biodiversità ecco, anche lo Stato in qualche modo deve avere un ruolo attivo anche rispetto alle aree di tutela regionali. E poi un ruolo più incisivo del PSR. Abbiamo perso ad esempio questo quinquennio, potevamo rischiare e fare molto di più, no? utilizzando questa importante, forse non dico unica, ma comunque importante
risorsa comunitaria. Una riflessione ulteriore ancora sul pagamento dei servizi ecosistemici, diverse riflessioni sono state fatte, merita ancora un'ulteriore riflessione per capire se riusciamo a cogliere qualche sperimentazione. Da ultimo metterei anche il pagamento di royalties, no? In un fondo per le aree protette da parte di chi degli impianti che sono presenti ad esempio nelle aree protette stesse, penso agli impianti idroelettrici, ma penso anche alle cave, no? Ecco, immaginare che ci sia una royalties destinata a un fondo, no, di tutela mi parrebbe una cosa che rientra un po' in quelli che sono i principi comunitari di gestione dell'ambiente e delle risorse ambientali. Da ultimo anche i servizi che i parchi erogano, le aree di tutela erogano, perché sono delle expertise ormai che diventano importanti, hanno rapporti internazionali, ci sono i progetti internazionali, per cui diventano loro stesse non destinatari di risorse, sì anche differenziate, no? Ma anche produttori di risorse. Da ultimo, scusate, una pubblicità. Ma che c'entra con questi temi? Non è una pubblicità Legambiente. Abbiamo con circa 400 associazioni a livello europeo abbiamo promosso una petizione per riuscire a ritagliare e recuperare 1 milione di firme a sostegno di una direttiva comunitaria sulla difesa del suolo, che non c'era fino al 2014, poi interessi nazionali forti l'hanno ritirata. No? Il tema della difesa del suolo è un tema strategico come quello delle aree protette, tutto interconnesso, per cui se andate sul sito internet people4soil.com, ecco, c'è la possibilità di apporre una firma. Ce ne occorrono 1 milione a livello europeo. Grazie. Grazie al Presidente Legambiente Carnielutti che ha messo giù una serie di carichi di briscola non indifferenti, ampliando di molto il panorama. Scusa, puoi spegnere quel microfono? Ampliando di molto il possibile, potenziale panorama di aree protette con delle considerazioni giuste, perché voglio dire non sarebbe una novità il corridoio del tagliamento, lo prevedeva esattamente il PUR, come prevedeva il corridoio del Cellina Meduna piuttosto che del Natisone Torre, e tutti i grandi fiumi di questa regione sono dei connettivi straordinari. Per quanto concerne le altre considerazioni sono tutte ovviamente condivisibili, per non parlare appunto del problema lagunare e del piano di gestione della laguna. Ricordo solo, spero che abbia miglior fortuna del piano di conservazione e sviluppo che io a nome dell'ufficio e di tutti gli esperti che ci hanno lavorato ha consegnato in regione nel 1991 e che probabilmente nessuno sa della sua esistenza, e che affrontava con gli 11 comuni, compresi Marano e Grado e non vi dico altro, il tema di realizzare un'area protetta, si chiamava Parco della Laguna, ridottosi poi alla Foce dello Stella, e va bene, e siamo contenti lo stesso. Per quanto riguarda l'altro argomento affrontato, di nuovo, che è quello delle expertise, come ha detto lui, cioè delle competenze che occupate in questo settore, spero di non annoiare l'assessore, ma io ritengo che anche in regione bisognerà recuperare delle competenze in questo settore. Purtroppo la storia del ruolo unico ha, diciamo, reso nebulosa la figura dei funzionari. Una volta chi era geologo diventava geologo anche in regione, voglio dire, mentre ora con ruolo unico chiunque può fare qualsiasi cosa in teoria e magari anche in pratica. Dico, se uno ha un problema renale non va da un ingegnere idraulico, va da un urologo, no? Giusto? Ecco, per cui voglio dire, se in regione c'è bisogno di fare politica di conservazione della natura in qualsiasi maniera, bisognerebbe che ci fosse una presenza quantomeno superiore all'attuale di esperti, di tecnici e di
competenze scientifiche in materia di biologia della conservazione, intesa in senso lato. Spero che sia possibile, anche nel presente quadro organizzativo della Regione, arrivare a questo risultato, altrimenti sarà difficile fare operazioni di coordinamento, di indirizzo, eccetera, eccetera.